Chiamate l'assessore, per favore. Onorevole Catanzaro, onorevole Di Paola, dopo l'interlocuzione che si è avuto con il Governo circa la possibilità di poter emendare e ampliare la platea, io chiedo intanto all'assessore Dannino di poter prendere l'impegno formalmente in aula. Onorevole Catanzaro, se le interessa, giusto così se le interessa. Prego, assessore Dannino. Sì, grazie. L'interlocuzione è stata particolarmente intensa e proficua perché sono state avanzate varie ipotesi di ampliamento della platea che naturalmente però ci siamo resi conto, pur avendo dedicato parecchio tempo, richiedono un ulteriore approfondimento sotto vari aspetti, anche nella formulazione letterale della norma, e non ci paiono compatibili con i tempi d'aula, però confermiamo la volontà politica del Governo di portarli avanti nelle prossime occasioni utili, già sin da subito a gennaio, quando avremo anche la trattazione eventualmente degli ordinamentali, dove potrebbero anche essere, speriamo, disponibili risorse anche aggiuntive. Quindi confermo sia in relazione alla proposta che era stata soprattutto avanzata dall'onorevole Varrica di aggiungere i lavoratori, sia Varrica che proponeva di aggiungere i soggetti che vengono trasferiti, in quel caso non sarebbero nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma semplicemente trasferimenti di chi già ha un rapporto a tempo indeterminato, sia la proposta che veniva dall'onorevole Tomarchio, che era ancora più ampia, che guardava ai soggetti che stanno fuori dalla Sicilia da almeno 5 anni e che decidono di trasferirsi in Sicilia. Là soprattutto vi è un tema legato all'esigenza di definire bene cosa vuol dire lavorare da 5 anni in Sicilia, che richiede degli approfondimenti, ma naturalmente il Governo condivide. Vi è anche l'esigenza di non diluire troppo la misura su una platea eccessivamente elevata e quindi sarebbe anche auspicato da parte del Governo poter stabilire risorse aggiuntive per queste misure. Grazie. Ha chiesto di intervenire brevemente Tomarchio, Adorno e poi si va al voto. Prego, onorevole Tomarchio. Signor Presidente, solo per esprimere tutta la soddisfazione e il ringraziamento al Governo per l'ascolto e l'impegno assunto davanti a questo Parlamento, perché riteniamo, credo che sia una valutazione condivisa, e riteniamo che è certamente importante incentivare il lavoro agile, lo smart working e quant'altro, ma la vera sfida di questo Parlamento è fare rientrare i giovani in Sicilia. Quindi grazie. E andiamo avanti. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Adorno.
Sì, grazie Presidente. Desideravo ringraziare l'assessore Dagnino per essere stato disponibile all'ascolto ed avere allargato la platea a quell'emendamento che poc'anzi avevo illustrato in aula. Essere disponibile all'ascolto ed evidentemente non poterlo fare in questa stessa manovra, ma l'assessore Dagnino si è preso l'impegno da parte sua e di tutto il governo regionale nella prossima manovra di recepire quindi un ordinamentale, o vedremo la modalità esatta che sarà individuata, che permetterà appunto anche ai lavoratori a tempo indeterminato di poter rientrare con un incentivo che darà la Regione Siciliana, quindi non discriminare i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano nelle altre regioni italiane e permettere a loro di rientrare nella nostra terra. Grazie Assessore, grazie al Governo. Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro e poi andiamo al voto. Prego, onorevole Catanzaro. Presidente, io ero intervenuto all'inizio di questo articolo 3, abbiamo fatto un lavoro cercando di mettere dentro alcuni accorgimenti che c'erano stati, anzi alcuni suggerimenti che venivano dai banchi dei colleghi deputati, maggioranza e opposizione. Abbiamo anche dibattuto sulla natura di questa norma, l'assessore Dagnino lo sa. È una norma che comunque non lascia la soddisfazione, perché noi stiamo parlando soltanto ad una fascia, l'occupazione, non stiamo parlando di fare rientrare i giovani da dove ovviamente lavorano, cioè fuori la Sicilia, in Sicilia. Io in passato qualche anno fa ho presentato un disegno di legge proprio in tal senso. Auspico, al di là di questa norma, che ovviamente dopo questo lavoro ci accingiamo a dare il nostro parere positivo, che ci possa essere, e l'assessore Dagnino penso che questo impegno lo ha preso, proprio per portare una norma in tal senso, perché altrimenti quello che ci siamo detti rimane nullo. Grazie. Grazie onorevole Catanzaro. Allora immagino che prima scusi l'onorevole De Luca, ormai l'ultimo intervento. Prego onorevole. Sì, Presidente. Noi come Movimento 5 Stelle accogliamo favorevolmente, come abbiamo sostenuto sin dall'inizio, tutte quelle norme che possano favorire il lavoro in Sicilia, il rientro dei siciliani e qualsiasi altra norma che vada in questa direzione. Abbiamo proposto alcuni correttivi, alcuni che sono stati accolti in questa sede e alcuni che saranno invece inseriti nei proseguo degli strumenti che andremo a approvare durante l'anno 2026 secondo gli impegni che già l'assessore Dagnino ha assunto. Ciò non di meno, il nostro favore morale, etico, politico nei confronti di una norma che comunque dovrebbe tecnicamente mirare a agevolare le assunzioni e il rientro in Sicilia o la permanenza in Sicilia dei nostri conterranei, non possiamo nascondere che qualche dubbio sull'effettiva operatività di questa norma e di come questa possa essere esaminata in sede poi di verifica da parte del Consiglio dei Ministri e dell'Avvocatura di Stato, qualche dubbio a noi permane. Ragion per cui noi voteremo favorevolmente all'approvazione di questa norma, però che rimanga agli atti che qualche dubbio per noi Ha detto approvazione o abrogazione? Approvazione, cioè votiamo favorevolmente la norma, però ripeto, abbiamo qualche dubbio sulla sua rendicontabilità, sulla sua messa in campo, sull'eventuale impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri, per cui non siamo a dire non vogliamo che si introducano misure per i lavoratori e per le imprese, però gradiremmo che non siano norme spot che servono a riempire i giornali di altisonanti titoloni e poi finisce che non hanno alcun tipo di riscontro pratico. Per cui, Presidente Galvagno, stiamo investendo il Governo di una responsabilità. Si sono presi la responsabilità di costruire questo testo, si sono presi la responsabilità di portarlo in aula, adesso noi non ci frapponiamo ma consegniamo la responsabilità di renderlo pratica.
vedremo e sicuramente ci aggiorneremo sul punto. Grazie onorevole De Luca. Pertanto, dopo i lavori di sintesi che sono stati fatti, gli emendamenti immagino che sono ritirati. Grazie onorevole Catanzaro. Onorevole De Luca, mi serve un cenno. Ok, grazie onorevole Varrica. Andiamo quindi negli emendamenti che sono rimasti fuori sacco, che sono il 347 bis e il 348. Ce l'avete nei tablet. Il 347 aggiunge le imprese fuori Unione Europea. E il 348? Non l'avete concordato questo, Assessore? Sì. Posso? Ok, niente, al solito. Al solito dell'onorevole Catanzaro. Va bene. Mettiamo in votazione l'emendamento 3.47 bis. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Andiamo all'emendamento 3.48. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Mettiamo in votazione l'articolo 3 così come emendato. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvato. Sospendiamo la seduta per 2 ore così da poter pranzare e provare a fare la sintesi sugli altri articoli. Ci rivediamo alle 16:40. Grazie.